Benvenuti e bentornati sul canale del Team FS. Ragazzi, in questo periodo la cava mi sta regalando parecchio e per questo ho deciso di tornare. Ieri ero qui, ho fatto una sessione in giornata con Toby e poi alle 5 l'ho portato a casa e ho deciso di tornare. Mi sono riorganizzato l'attrezzatura, tenda, mangiare, tutto quello che mi serviva per fare la notte e la giornata. Ho caricato la macchina alle 6:40, ieri sera sono arrivato, ho allestito il campo, ho lanciato le canne con molta tranquillità. C'è da dire che quando sono andato via, ieri alle 5:15, ho fatto il giro della cava e sono andato a pasturare. Fiducioso insomma della pastura lanciata, ho scelto di allestire il campo con tranquillità e poi di lanciare le canne. Difatti, subito dopo ho avuto una grande ricompensa. Un bel pesce per incominciare questa sessione notturna, molto carico. Sono solo le 9 di sera e c'è già la culla congelata. Bel pesce. Andiamo a rilascio. E via verso gli abissi. Diciamo pure che era un bel pesce, perché per questa cava la taglia media è relativamente bassa, quindi trovarmi una bella reginotta da 10 kg ha fatto molto piacere. Dopo la classica foto di rito ho deciso di mangiare e andare a letto sereno nell'attesa di una partenza. Ieri è stata una bella sessione, posso dire, mi sono veramente divertito, vi lascio il link del video qua in alto, anche in descrizione. Oggi spero di ripetere, siamo partiti comunque con un bel pesce, mi ha fatto molto piacere, sicuramente uno spot azzeccato. Oggi spero di portarvi altrettanti pesciotti in camera. Bene ragazzi, dita incrociate, speriamo di vederci tra poco. Yes. Come on. E la prima è arrivata, la prima della giornata. 10:30 ragazzi, avevo appena finito di darvi il buongiorno. Avevo appena messo il cavalletto davanti al rod pod ed è partita. Missile. Siamo a rilascio del pesciotto, posto diverso ma l'esca è sempre quella. Bene ragazzi, voglio dirvi due parole su questa cava. È una cava che diciamo che conosco relativamente bene. Aggiungo che è una cava influenzata da diversi fattori, quale il meteo, le condizioni climatiche influenzano parecchio il comportamento dei pesci in questo posto, quindi non è sempre così scontato e non è sempre uguale, però è un posto che sa regalare comunque piccole emozioni. Non ci sono pesci record, ma è comunque sempre una gioia prendere un pesciotto in queste acque qua, dove è sempre un'incognita.
È una cava che ho vicino casa, quindi quando ho poco tempo o quando voglio fare una sessioncina, diciamo senza troppi impegni, ecco, vengo qua e so comunque che mi diverto. Diciamo che è una piccola cava e rispecchia molto i piccoli ambienti, soprattutto i piccoli ambienti ricchi di canneto, insomma. Quindi non è che bisogna tanto andare a cercare dei punti strani quanto bisogna più avvicinarsi al sottorivo opposto. In questa cava le poste sono solo su un lato. È una cava rettangolare con una forma un po' particolare, quindi alcune poste hanno una distanza tra sponda a sponda di 40-45 metri, mentre altre arrivano anche a 95-98 metri, quindi che sono le prime. Più si va verso la fine, più la cava si stringe, insomma. In questa piccola cava mi piacciono un po' tutte le poste, c'è da dire che ci sono alcune poste più gettonate di altre, un po' come dappertutto. A me piacciono queste 3-4 poste perché comunque sono in uno spazio molto vicino tra loro. Io sono alla 12, di solito diciamo mi metto a 11, 12, 13, 14, o se no ci mettiamo verso la 6, 7, 8, e la 7 e la 8 si contraddistinguono appunto da questo cannetto centrale che praticamente sembra quasi che divida la cava in due. Diciamo che lì sono usciti bei pesciotti, abbiamo alcuni amici che hanno tirato fuori eh, anche la stessa koi più volte, sempre nello stesso punto. Quindi niente, dai, sessioncina, winter session, e vediamo insomma di portare qualche altro pesciotto in camera. E siamo di nuovo qua, signori. Di nuovo qua, signori. Un altro bel pesciotto, guardate che colori, poi con questo sole, splendido pesce, catturato sempre con la stessa esca, fruity squid di mainline, non manca un colpo, un'esca che non avevo ancora provato ma che sta dando decisamente sui frutti. Bene ragazzi, vi lascio sempre il pod alle mie spalle nella speranza di un carp run e voglio dire due paroline insomma sulla mia tattica di pesca. Anche per quest'oggi, anche per questa sessione ho deciso di portare con me il method mix micidiale self-made, una combinazione di gusti e farine che per me dà quella marcia in più. Sto pescando praticamente attaccato ai canneti, faccio giro a piedi per pasturare un po' di method mix, faccio alcune palle e le lancio nel sottorivo opposto. Adesso faccio un piccolo spuntino circa 12:40 e speriamo magari di vederci tra poco da materassino con un super pescione. Che dire, è la prima volta che innesco la stessa esca per tutte e tre le canne. Speriamo bene, dita incrociate. Come on, la partenza che stavo aspettando. Ah.
molto soddisfatto. Quarto pesce della sessione. Piccolino, ma sempre una gioia. Colori molto scuri. Bel pesciotto, andiamo a rilascio. E molto bene. Macchina carica, ragazzi. Direi sessione terminata. Sono molto contento, è stata una sessione veramente produttiva. Più frequentiamo i nostri spot, più li conosciamo ovviamente. Molto soddisfatti, andiamo a casa. Io vi saluto, vi do appuntamento sempre a un nuovo video, sempre nuovi spot con nuove carpe e nuove esche. Un saluto.